Indubbiamente è un periodo un po' morto, proprio a livello di ispirazione, no? Dopo il virus non c'è, eh, come ogni tanto capita, ed è giusto così, si è un po' fermata la mia vena creativa, o meglio, più che fermata, preso da altri impegni, da tante altre cose, ogni tanto, nei momenti di lucidità e di pausa, mi sento come uno che ha perso qualcosa per strada, no? E cos'è questa cosa? Molto probabilmente l'ispirazione, la vena creativa, il fatto di scrivere, comporre, fare musica e stare sempre concentrato sulla passione. Con questo mi lego al video precedente, coltiva le tue passioni. Allora io in questo momento credo che questa pausa, se presa in maniera costruttiva, sapendo che prima o poi tornerà la giusta ispirazione per poter scrivere qualcosa di bello e di intenso, sentito, è una pausa che ha l'intento di rigenerare l'idea, rigenerare la testa, il cervello e poterlo, diciamo, ehm, preparare a qualcosa di bello e di particolare. Quindi in realtà questo è un video che continua il discorso dell'altra volta. Eh, quando arriva un momento di pausa, un momento in cui non riuscite più a incanalare, diciamo, la creatività, magari perché abituati ad essere sempre in movimento, quindi a comporre, scrivere. Questo vale ovviamente per qualunque passione, anche chi fa quadri, quindi anche ai pittori, a tutti. È proprio questo il momento in cui si sta preparando in voi qualcosa di bello e di interessante e particolare. Ovviamente senza paragonarlo a quello che è stato, quindi non dovete credere, pensare più che altro che sta per nascere qualcosa di migliore di ciò che avete fatto, altrimenti andate solo a sminuire ciò che avete fatto in passato. No, qualcosa che darà continuità sicuramente a quello che avete fatto, ma particolare, interessante, bello e fatto con il cuore. Quindi preparatevi anche a questi momenti perché non è qui che dovete gettare la spugna, anzi dovete aspettare con calma perché sta arrivando qualcosa di importante, ok? Qualcosa che darà continuità a tutto ciò che avete fatto in passato. Ovviamente ognuno in base alle proprie passioni, ci mancherebbe. Quindi se in questi momenti vi sentite un po' persi, un po' dubbiosi su quello che è il vostro percorso di artista, no, non, dovete solo avere pazienza perché sta per arrivare l'ispirazione che vi porterà a dare continuità in maniera sempre più matura a quello che avete sempre fatto. Quindi tenete duro e non mollate mai.